Continua ancora l'avvertenza dei lavoratori del lato Gesa Agrigento 2. La spazzatura continua a persistere sulle strade cittadine, provocando notevoli disagi alla popolazione. Lo sciopero spontaneo dei lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, scrivono in una nota congiunta FP-CGIL, FIT-CISL e Will Trasporti, è chiaramente motivato dalla mancata retribuzione delle spettanze dei mesi di maggio e giugno, dalla mancanza di notizie certe sulla data di liquidazione degli stessi, nonché sulle prospettive di soluzione definitiva del problema pagamento stipendi. Ad acuire la situazione, scrivono, concorre la notizia dei 64 esuberi relativi al nuovo appalto che la società di ambito ha predisposto e la pubblicazione della gara in Gazzetta Ufficiale. Domani, mercoledì, si terrà l'assemblea dei soci di Gesa Agrigento 2, dove si potrebbero rivedere i criteri che hanno portato a non salvaguardare tutti gli attuali dipendenti. Purtroppo l'astensione dal lavoro degli operatori ecologici penalizza maggiormente i comuni di Agrigento, Favara, Raffadali e Porto Empedocle, che hanno formalizzato la volontà di mantenere in servizio tutto il personale. Secondo i sindacati, sono i piccoli comuni che, spinti dalla volontà di moderare in ogni modo la tarsu dei loro concittadini, determinano un problema sociale di notevole gravità. Infine, FP-CGIL, FIT-CISL e Will Trasporti invitano tutti alla moderazione ed alla ricerca delle soluzioni possibili, a cominciare dai vertici del lato che non possono pensare di salvaguardare se stessi con la pubblicazione del nuovo bando e con questo giustificare il fatto di consentire una proroga ulteriore a quella già data per un anno al raggruppamento temporaneo di imprese che chiaramente contrasta con le norme vigenti. La stagione estiva e le gravi conseguenze che la spazzatura non raccolta può determinare impongono interventi immediati supportati da senso di responsabilità e ragionevolezza da parte di tutti. Ed intanto stanotte, intorno alle 3:30, 2 incendi hanno distrutto diversi contenitori della spazzatura in 2 distinte zone di Favara e precisamente in via Amendola e via Agrigento. Ad intervenire i carabinieri di via De Mille agli ordini del tenente Gabriele Treleani ed i vigili del fuoco di Villa Seta che hanno spento le fiamme.